CGIL e Cisle Will quest'anno hanno deciso di dedicare il 1° maggio al tema della salute e della sicurezza sul lavoro. È stato la sicurezza come elemento indispensabile del lavoro il tema delle celebrazioni del 1° maggio. A Padova la festa dei lavoratori è stata celebrata con una manifestazione in Piazza dei Signori. Secondo Aldo Marturano della CGIL di Padova e Rovigo, Gianfranco Refosco della CISL Veneto e Riccardo Dallago della UIL di Padova e Rovigo, il tema della salute e della sicurezza sul lavoro rappresenta una vera e propria emergenza in Veneto e nella provincia di Padova. A livello regionale ci sono state 23 vittime dall'inizio dell'anno. A livello padovano nel 2017 sono stati denunciati più di 13.000 infortuni. Nel solo settore agricolo si è registrato un aumento del 20% rispetto all'anno precedente. 1.210 infortuni hanno avuto come conseguenza un grado di menomazione permanente, un bollettino di guerra definito inaccettabile nel 2018 in uno dei paesi più evoluti del mondo. I sindacalisti hanno auspicato da un lato un ritorno all'assunzione di ispettori, giudicati attualmente pochi rispetto alle necessità, e dall'altro alla formazione dei lavoratori. Le categorie del commercio di CGIL e Cisle Will hanno inoltre portato una rosa a diverse commesse padovane impegnate al lavoro il 1° maggio, un gesto di valenza simbolica a favore di una legge nazionale per la regolamentazione delle aperture domenicali e festive.